Buongiorno e bentornati per la seconda giornata di queste finali nazionali a Legnaro e al palazzetto dei Fox Legnaro. Io sono Cesare Calore e anche per queste giornate vi terrò compagnia durante queste partite. La partita che state vedendo in questo momento è il secondo quarto di finale per la categoria Under 18 che si sta disputando tra Civitavecchia e Hockey Empoli. Andiamo velocemente a leggere intanto i roster delle due squadre per andare a vedere i giocatori che saranno protagonisti di questo match. Per l'Empoli, numero 67 Mercuri Mirko in porta, numero 29 Cerato Cristiano, numero 13 Bastianoni Giampaolo, 31 Giorgetti Dario capitano, numero 16 Bertini Elia, numero 18 Bertini Dario, numero 24 Mollica Pierluigi, numero 11 Mainetti Nathan, numero 23 Carli Michelangelo, numero 59 Giuliato Luigi. Allena Carboncini Stefano. Per quanto riguarda invece il CV Skating Civitavecchia, in porta con numero 46 Borgi Francesca, numero 72 Travaglione Stefano, numero 14 Carannante Manuel, numero 35 Mendola Emanuele, numero 86 Ceccotti Daniele, numero 44 Cesarini Mattia, numero 22 Capitano Mecconi Ruggero, numero 21 Gagliotto Leandro, numero 24 Scotti Emanuele, 90 Taglioni Francesco, numero 2 Pistola Leonardo, numero 33 Mecconi Bernardo, numero 12 Tuduran Luis Gabriel, numero 20 Mollica Giulia portiere. Allena Gavazzi Martina. Intanto mentre stavo enunciando i nomi dei giocatori c'è stata una penalità per l'Hockey Empoli e quindi adesso gioca Civitavecchia in superiorità numerica con l'ultimo tiro. Adesso non mi è scappato del giocatore che l'ha tirato, però intanto si ripartirà tra poco, tra qualche istante, in zona difensiva per l'Hockey Empoli. Intanto prende il disco Civitavecchia e cerca di impostare il proprio power play. Mecconi, prova Mecconi, conclusione fuori dallo specchio della porta, disco dietro da recuperare. Intanto prova la conclusione il numero 86 Ceccotti, intanto Mecconi, Ceccotti prova la conclusione, intanto il numero 33 Mecconi Bernardo. Conclusione parata comunque dal portiere di Empoli e quindi si ripartirà da un gaggio in difesa. Intanto c'è un cambio, entra Giampaolo Bastianoni, protagonista anche nella settimana scorsa nella categoria Under 16, che ha disputato appunto la finale contro l'Asiago insieme a Scomed Bonporto. Intanto disco a Civitavecchia che prova la conclusione, che però viene deviata fuori dallo specchio della porta e si lotta dietro la rete. Vediamo, gli arbitri fanno giocare giustamente. Intanto Empoli libera il disco e si riparte dal centrocampo di CV Skating. Bastianoni prova ad andare a fare un pressing per impensierire il Civitavecchia, che però riesce ad andare al tiro, copre invece il portiere di Empoli, numero 29 Cerato Cristiano. Intanto disco guadagnato per Empoli, e controlla dietro la porta con Bastianoni che cede al numero 23 che decide di portare su il disco. Vediamo se, ecco, ha deciso appunto di tornare indietro perché si è trovato
praticamente tutta la squadra di Civitavecchia davanti, e quindi gestione del disco da parte di Empoli, che prova il passaggio in fondo, che però non riesce a ridare al compagno che aveva tagliato in mezzo, e quindi decide di ritornare dietro la porta e rincominciare l'azione, e lo fa con il numero 11, che però perde il disco. Occasione qui intanto di contropiede per Giampaolo Bastianoni, però viene sventata. Disco Taglioni, Civitavecchia che cede a Bastianoni, che prova il suo rovescio, che però viene bloccato dal portiere di Civitavecchia. E quindi si riparte con un ingaggio in zona difensiva. Disco Empoli che prova la conclusione da distante, che però viene sempre deviata. Intanto si lotta in angolo con Mecconi, che esce con un pallonetto e guadagna il disco, che controlla Ceccotti, che esce dall'angolo, alza la testa molto bene, prova il passaggio in mezzo, che però viene intercettato dai pattini del suo avversario che gli pattinava di fianco. Intanto disco riguadagnato intanto per Empoli, che si rifugia dietro la propria porta. Vediamo intanto il numero 16 come deciderà di impostare questa azione, o magari sta aspettando, vediamo, delle indicazioni dalla panchina, che però non arrivano, e quindi prende il disco intanto il capitan Giorgetti. Passa Mollica, che perde il disco però, e quindi disco riguadagnato da Ceccotti, che passa a Mecconi. Un errore forse questo da non fare in questi passaggi centrali, da stare un po' più attenti, possono facilmente diventare delle occasioni pericolose per la squadra avversaria. E quindi tanto continua il possesso del disco per Civitavecchia, che appunto prova ad impostare l'azione di attacco. Intanto Ceccotti con un numero riesce a scartare il difensore di Empoli, e quindi sempre Ceccotti prova il tiro dalla distanza e trova la rete. Infatti il portiere probabilmente non ha neanche visto partire il disco in mezzo alla confusione, quindi è sempre difficile per i portieri andare a prendere questo genere di tiri, e quindi anche questa volta è stato difficile, in questo caso direi impossibile andare a prendere il disco per Cerato Cristiano, che quindi con il tiro di Ceccotti porta il Civitavecchia sull'1-0. Intanto si riparte dall'ingaggio a centrocampo, e disco guadagnato per Empoli, che controlla dietro la porta con il numero 16 Bertini Elia. Decide di passare a Bastianoni, che probabilmente proverà la conclusione da solo, infatti lo fa tirando però fuori dallo specchio della porta. Intanto disco libero davanti l'area del portiere di Civitavecchia, disco sempre recuperato da Bertini, che vediamo se decide di continuare l'azione offensiva. Prova un passaggio per Bastianoni, un po' forse poco preciso, ma arriva comunque a destinazione. Quindi Bastianoni controlla, cerca di dare al compagno. Intanto si lotta sempre in angolo, ma esce Empoli. Vediamo intanto il numero 11 decide di tirare, che però va fuori dallo specchio della porta. Recupera Bastianoni, che prova il tiro, il passaggio in mezzo per il compagno, che però non trova. Intanto disco a Civitavecchia, che appunto, come tutte le volte che dico disco Civitavecchia, va a Empoli, perfetto. E quindi prende il disco Bastianoni, che prova, vediamo, la discesa in solitaria, prova il rovescino, che ha portato penso
2 o 3 gol durante la finale della settimana scorsa con gli Asiago Vipers. Intanto disco al centro, Bastianoni prova la conclusione girandosi ma non va a destinazione, e quindi intanto disco controllato da Carli che prova a smarcarsi dal difensore e trova il compagno in mezzo, numero 16, che tira, che però viene parato da Mollica Giulia. E intanto Galiotto controlla il disco, si rifugia dietro la porta per permettere ai propri compagni anche il cambio delle linee. Intanto qui con me c'è sempre Leonardo Masiero, che ormai fa parte del palazzetto, ormai è sempre qui, e come di consueto gli chiederò un commento su questi primi 10 minuti della partita in corso. Leo, cosa ci racconti intanto? La partita è combattuta, ci sono molti tiri da tutte e due le parti, però è in vantaggio il Civitavecchia. È in vantaggio il Civitavecchia. Grazie Leo intanto per questo commento. E quindi si riparte con un ingaggio a centrocampo che viene vinto da Civitavecchia, sempre con numero, vediamo, 22, Mecconi. Disco però intanto riguadagnato da Empoli, le cose qua cambiano velocemente. Taglioni intanto devia il disco che va fuori dal campo di gioco, e quindi si ripartirà con un ingaggio vicino alla porta di Empoli. E quindi disco giù, si continua a giocare, disco vinto da Civitavecchia, che va subito al tiro con una serie di passaggi tra, vediamo, i fratelli Mecconi e Ceccotti, quindi si ripartirà sempre da un altro ingaggio nella zona della porta di Empoli. Disco vinto questa volta da Empoli, che prova a rifugiarsi dietro la porta ma viene pressato subito dal numero 90 di Civitavecchia. Ne esce intanto vincitore Bastianoni, che controlla il disco e si rifugia di nuovo dietro la porta. Tanto Mollica si fa vedere, vediamo Empoli che cerca di impostare questa azione con tutta la calma del mondo per cercare di essere il più efficace possibile nei prossimi minuti di gioco. Ricordiamo intanto match arbitrato da Fabiano Favero e da Artioli Mirko, una coppia esperienza da una parte e nuove leve dall'altra, mi verrebbe da dire, ma forse neanche così tanto in realtà. Adesso Mirko l'ho già visto arbitrare da più di qualche anno, ha già fatto qualche incontro anche, se non ricordo male, in senior, quindi molto bene che ci siano intanto anche nuove leve per quanto riguarda gli arbitri. Intanto, mentre parla appunto di questa coppia arbitrale, Bastianoni ci sorprende con un altro tiro dei suoi e quindi porta al pareggio Hockey Empoli con Civitavecchia, con un tiro sul primo palo di Mollica Giulia, che però si fa sfuggire la presa, e quindi si continua con questo match oramai in parità. E quindi ingaggio a centrocampo, vediamo intanto Bertini che esce vittorioso con il disco, e quindi passaggio di prima, tanto scambio del disco, facciamo sempre continua sempre con Bertini adesso in possesso del disco, che si rifugia dietro la porta. Bastianoni, Bertini,
Intanto arrivano indicazioni per Civitavecchia da coach Gavazzi. Tanto Bastianoni riceve il disco a centrocampo, probabilmente proverà a rientrare a cercare il passaggio per il compagno, che però viene deviato dai difensori di Civitavecchia, che stanno facendo comunque un buon lavoro. E intanto ancora disco lungo per Bastianoni, che ha l'occasione di allungare e provare ad andare tutto solo davanti alla porta, che però occasione sventata da Civitavecchia. Ora vediamo forse un'altra discesa per Empoli bloccata. Vediamo sempre Civitavecchia che controlla il disco con Ceccotti, decide di servire Mecconi, che rallenta intanto il gioco. Passaggio in alto, prova la conclusione dal punto centrale. Intanto Ceccotti riprende il disco numero 86, che però viene bloccato. Intanto il disco sempre a Civitavecchia, che ricaccia indietro per mantenere il possesso di questo disco, che sicuramente, come abbiamo visto anche durante la settimana scorsa, è sicuramente importante. E quindi Civitavecchia con calma. Intanto Empoli si mette più o meno a una difesa a zona, non proprio a quadrato, ma 2-1-1 quasi. Sempre Empoli intanto, che ha l'occasione di ripartire con Carli, che però decide all'ultimo di tornare indietro e servire il compagno. Quindi adesso sempre Carli dietro la porta. È una partita un po' con un ritmo altalenante, un po' di rallentamenti in generale ogni tanto, per poi ripartire velocemente con dei contropiedi fulminei da tutte e due le parti. Intanto Mecconi prova a allungarsi il disco, ma non riesce ad andare alla conclusione. Disco riguadagnato da Empoli intanto, che fa un panino con Mecconi, che guadagna un fallo in zona offensiva, e quindi sarà penalità per il numero 16 di Empoli, assistente Bertini. E intanto time out per Empoli, probabilmente per prepararsi a questa seconda penalità. E quindi ci saranno indicazioni da coach Carboncini per cercare di non far andare in vantaggio il Civitavecchia. E quindi si riparte con un ingaggio in zona difensiva per Empoli, come di consueto, dopo aver preso una penalità, meglio come da regolamento. Quindi vediamo il numero 31 Giorgetti in
punta con Bastianoni e Carli a fare gli altri due, i due difensori nella parte bassa del triangolo. Intanto Bastianoni prende addosso un tiro, lo blocca, quindi controlla Mecconi. Prova il passaggio, trova il passaggio per il compagno davanti alla porta, che segna sul secondo rimbalzo giocato, e quindi Civitavecchia, dopo solo 45 secondi di power play, si porta in vantaggio con scusate, il numero mi è scappato, numero 90 temo, vediamo, no, sì, con il numero 90 Taglioni Francesco. Quindi ingaggio centrocampo vinto da Empoli, che all'occasione di fermarsi dietro la porta e ripartire in velocità con Carli, che però a sua volta decide di tornare indietro. Tanto prosegue l'azione, o comunque il possesso del disco di Empoli, che come prima si rifugia dietro la porta per cercare di far partire un'azione offensiva. Vediamo se vuole lanciare qualcuno dei suoi. Bisogna qui fare forse qualcosa di un po' diverso dal solito per cercare di impensierire questo Civitavecchia, che comunque a questo ritmo si trova sicuramente a suo agio e riesce a marcare molto bene comunque i suoi giocatori uomo. Infatti vedete come sono letteralmente accoppiati giocatori di Civitavecchia e giocatori di Empoli. Intanto Civitavecchia ha l'occasione di riprendersi il disco. Vediamo, intanto si lotta dietro la porta, prova Ceccotti a lanciare per il suo compagno Scotti, e intanto abbiamo una penalità, c'è pubblico e panchina che chiama il portiere di Empoli, che solo adesso si accorge, quindi raggiunge la panchina per poter inserire quindi il quinto giocatore di movimento per Empoli e poter sfruttare, vediamo, anche qualche secondo in più in 5 contro 4. Tanto si posiziona Empoli. Bastianoni, Giorgetti, sempre Giorgetti, Bertini. Attenzione al passaggio in centro che non viene agganciato da Bastianoni, sempre Giorgetti. State attenti a fare quei passaggi indietro, perché può capitare che sbagliando quel passaggio all'indietro fatto con un po' di fretta possa andare anche nella propria porta, perché ricordiamo che l'autogol comunque è valido quando si toglie il portiere in queste situazioni. Meno male che questa occasione, cioè questa situazione non si è verificata intanto per Empoli, e quindi Civitavecchia giocherà i prossimi 2 minuti probabilmente in penalty con Ceccotti. Daniele in penalità. Quindi Giorgetti, punta del rombo, infatti Empoli, vedete, ottimo movimento qui per capitano di Empoli, che si è mosso dalla punta del rombo per andare a farsi vedere
dal compagno che aveva passato il disco e andare a proporsi davanti alla porta per la deviazione. Intanto si riparte con un disco in zona difensiva, ingaggio vinto da Empoli, che quindi può ripartire da dietro con Giorgetti ed andare a impostare il proprio power play. Intanto Bertini, sempre Bertini, Giorgetti, Carli, no, non arriva a Carli il disco, che intanto Civitavecchia recupera e ha l'occasione di liberare in fondo per far perdere qualche secondo in più. Intanto Capitan Giorgetti, Bertini, Giorgetti ha l'occasione di provare ad andare in mezzo, cerca forse il passaggio per Bastianoni o comunque la deviazione magari sui pattini del difensore di Civitavecchia, che può sicuramente funzionare per avere una possibile occasione. Intanto recupera il disco Empoli, che prova ad andare al tiro, disco recuperato da Giorgetti in angolo, alza la testa, cede indietro per Bertini, Carli si accentra, trova il disco per Bertini, scusate, Bastianoni prova il passaggio, che però viene deviato dal difensore di Civitavecchia. Intanto praticamente 16 secondi alla fine del primo tempo e un secondo in più per la fine della penalità, quindi probabilmente finirà prima, o forse sono in contemporanea, no, sono in contemporanea, quindi finirà il tempo e anche la penalità di Ceccotti, che quindi raggiunge il campo e va in panchina con i suoi compagni per la fine del primo tempo. Quindi ci saranno i consueti 5 minuti di pausa, meritata anche per me e Leonardo, e quindi ci risentiremo tra 5 minuti quando le squadre rientreranno in campo. Restate connessi per questa partita, questo secondo quarto di finale, ricordiamo, della seconda giornata del secondo weekend delle finali nazionali organizzate dai Fox Legnaro.
E quindi si riparte con il secondo tempo di questo secondo quarto di finale tra Empoli e Civitavecchia. Intanto ingaggio vinto per Civitavecchia che fa il... se non ho visto male... no, niente, scusate, ho sbagliato io. Pensavo ci fosse stato un cambio portiere, invece non è così, quindi disco controllato da Mecconi che prova il tiro. Tanto disco sempre in possesso di Civitavecchia con Mecconi, Ceccotti adesso, che vediamo se decide, sì, cede il disco intanto a Mecconi. Rallentano un po' il gioco in questa fase, probabilmente adesso scatteranno, probabilmente faranno un cambio di velocità sempre fondamentale quando si vuole far partire un'azione più pericoloso possibile, sfruttando un po' il cambio di passo e l'effetto sorpresa. Vediamo, tanto sempre Civitavecchia si difende bene, intanto Empoli che si difende intanto a uomo, sono tutti diciamo vicini alla propria marcatura, quindi infatti Civitavecchia dovrà fare un cambio di passo al momento giusto quando deciderà di partire. Vediamo, intanto sempre Mecconi indietro la porta, Ceccotti. Eccolo qui, il cambio di velocità, Ceccotti prova a partire in velocità e prova la conclusione che però viene sventata dal portiere di Empoli. Intanto disco chiuso, fischio dell'arbitro, quindi si riparte con un ingaggio nella metacampo di Empoli, quindi Bastianoni e Mecconi all'ingaggio. Giù il disco di Artioli, intanto disco vinto da Civitavecchia che ritorna dietro la porta probabilmente con Ceccotti. E quindi parte l'uscita di zona, parte in velocità Mecconi che vediamo se prova il tiro e trova il gol! E trova il gol con un bellissimo tiro sotto l'incrocio dei pali. E quindi Civitavecchia si porta sul 3-1 con azione personale del numero 22 Mecconi Ruggero. E quindi si riparte con un ingaggio a centrocampo, questa volta vinto da Empoli che controlla il disco con Carli che prova all'occasione di provare la discesa personale, prova il tiro che però va fuori dallo specchio della porta. Disco sempre in possesso di Empoli che in realtà, ecco vedi, è stato smentito subito, occasione per Civitavecchia con un disco che vola sopra la porta. Intanto disco recuperato, controlla sempre Civitavecchia, ma vediamo intanto Bastianoni prova a riprendere il disco ma non riesce. Tiro per Civitavecchia, controlla il disco, stavo per dire Carli, però si lotta in realtà in balaustra, quindi Mollica esce con il disco con numero 24, prova la discesa personale ma si trova un muro difensivo di Civitavecchia, quindi non riesce a sfondare. Intanto prova ad aiutarlo Giampaolo Bastianoni, ma il disco viene vinto sempre Civitavecchia che controlla il disco con sempre numero 22 Mecconi Ruggero che passa al numero 44 che vola in velocità e prova il tiro che però non va ad impensierire il portiere di Empoli, che si vede arrivare questo disco praticamente addosso in pancia, e quindi si riparte con un ingaggio nella metacampo di Empoli e quindi Taglioni che vince ingaggio per Civitavecchia. Intanto Cesarini in possesso del disco si rifugia dietro la porta. Sì, la tattica, come vediamo, è un po' quella di rallentare il gioco e partire subito in velocità appena gli avversari
danno anche un minimo spazio per poter proseguire. E quindi disco di nuovo indietro, Cesarini attaccato da due attaccanti di Empoli, ma si smarca bene con Ruggero Mecconi, che ha anche lui l'occasione ma decide di tornare indietro, quindi disco a Ceccotti che scruta il campo per vedere i movimenti dei suoi compagni di squadra e trovare una linea di passaggio. Intanto c'è il cambio delle linee, entra Scotti che va dietro alla porta per provare a far partire un'azione offensiva. Disco sempre in possesso di Civitavecchia, intanto Giorgetti prova a fare un pressing ma non viene assecondato anche dal suo compagno di squadra, e quindi c'è uno sgambetto nella ripartenza di Ceccotti e quindi un'altra penalità per Hockey Empoli, questa volta data al numero 18 Bertini, Dario. E quindi ci si prepara per un altro penalty. Quindi Mecconi all'ingaggio che non si vince in realtà con l'aiuto dei suoi compagni. Intanto sempre Mecconi che controlla il disco, Mecconi, Bernardo, Ceccotti, Mecconi, Bernardo, Mecconi, Ruggero. Prova il tiro, deviazione vincente sulle gambe, sulle ginocchiere di Giampaolo Bastianoni, che non può fare niente, praticamente disco deviato, quindi in porta da Giampaolo Bastianoni sul tiro di Mecconi, e quindi Civitavecchia va a sfruttare anche questa volta il power play regalato forse da un'occasione sì un po' verrebbe da dire ingenua di Bertini, e involontaria però, e quindi ci sarà un altro time out per Empoli, che deve riordinare le idee e cercare di cambiare marcia in questa seconda metà della partita e cercare di recuperare queste 3 reti di differenza con Civitavecchia. Intanto quindi time out, mi prendo una pausa anche io per bere un po' di acqua e torno subito. Quindi si riparte a centrocampo, ingaggio vinto da Civitavecchia. Mecconi. Adesso vediamo subito un cambio di marcia di Empoli, che va subito a pressare dietro la porta con vediamo il numero 59. Mecconi controlla, difende, tiene il possesso del disco e passa indietro a Ceccotti. Intanto gira il disco per Civitavecchia, passaggi praticamente perfetti sulla stecca. Intanto però Mecconi viene assalito dietro la porta e commette una piccola imprecisione, quindi è costretto a buttare via il disco e regalare il possesso del disco a Empoli, che ha l'occasione di ripartire con il numero 23. Intanto sempre Giorgetti che prova la conclusione da un angolo praticamente impossibile. Tanto Mecconi riguadagna il disco, serve per il compagno che si era fatto vedere in mezzo davanti allo specchio della porta, che tira di prima. Intanto conclusione parate, quindi si riparte con il possesso del disco intanto di Civitavecchia. Quindi controlla Mecconi, passaggio per Ceccotti che appunto si rifugia dietro la porta e viene ignorato dal
l'uomo di Empoli, quindi ha l'occasione di ripartire. Attenzione, tiro di prima anche questa volta per il numero 24 Scotti, portiere ormai preso sul casco, quindi l'arbitro per accertarsi anche delle condizioni del portiere di Empoli Mercuri Mirko si fischia e va ad accertarsi appunto della sua. Eccomi, scusate per l'interruzione, ho avuto una telefonata. Intanto si riprende una possibilità per Bastianoni, intanto Disco però in possesso di Civitavecchia che controlla passaggio davanti alla porta, forse un pochettino rischioso ma che comunque passa e quindi dà anche la possibilità al Civitavecchia di mantenere il possesso del disco e lo fa con Ceccotti. Disco su per Mecconi che ridà indietro per Ceccotti. Qua ottima gestione del disco per Civitavecchia e quindi che ha anche l'occasione di ripartire con Mecconi che però viene bloccato da Giorgetti che fa un ottimo back check e non gli permette di concludere. Intanto ottimo qua lancio di Mecconi che si butta per lanciare il disco al compagno e mantenere quindi il possesso del disco. Intanto controlla Ceccotti, Mecconi chiede il cambio che non arriva e ha l'occasione intanto per ritornare in attacco. L'occasione, tiro del numero 90 Taglioni che segna un altro gol per Civitavecchia e continua ad allungare la sua distanza dal Hockey Empoli e quindi il risultato sul 5-1 in favore di Civitavecchia con doppietta di Taglioni. E quindi si riparte con un ingaggio a centrocampo. 5-1 Empoli, scusate, anche qui aveva una buona occasione, un 3 contro 1, però si sono fatti recuperare da un ottimo backcheck di Civitavecchia. Intanto Disco in angolo che viene mandato dietro e quindi recupera Mollica numero 24 per Empoli che prova a ripartire ma non viene assecondato dai suoi compagni e quindi è costretto a cercare la conclusione da lunga distanza che prova fuori dallo specchio della porta. Intanto recupera il disco Carli che va a rifugiarsi dietro la porta, pressato dal numero 2 Pistola. Abbiamo Pistola anche visto la settimana scorsa, Capitan Pistola per il Civitavecchia per la categoria Under 16
Bertini tanto recupera il disco per Empoli, che torna indietro sempre con Mollica. Disco a Carli, prova a cercare il compagno ma non trova nessuno e quindi decide di tornare indietro, sempre Carli. I compagni qui devono farsi vedere, ma c'è sempre solo una persona o comunque un giocatore alla volta che cambiano velocità e si propongono. Dovrebbe esserci un'azione un po' più coordinata tra gli uomini di Empoli se vogliono cercare di mettere in difficoltà la difesa di Civitavecchia, che in questo momento si trova sicuramente in ottima posizione. Tanto prova il tiro in mezzo alla confusione Mollica, ma recupera Ceccotti, che fa un ottimo possesso del disco ma fa una piccola sbavatura in realtà, quindi dà la possibilità a Empoli per un'occasione. Intanto il disco sempre recuperato per Civitavecchia, in possesso di Pistola, che prova a servire il compagno che arriva da solo davanti alla porta, che però sbaglia il tiro di rovescio e quindi tiro per Empoli, che però viene parato da Mollica Giulia. Quindi Carli spintonato e contrasto giudicato irregolare da Fabiano Fabre, quindi sarà fallo per Mecconi, che ci raggiunge quindi in panca puniti. E quindi Mecconi Ruggero in panca puniti, e quindi saranno 2 minuti per lui e time out chiamato per la panchina del Civitavecchia e da coach Gavazzi, e quindi un altro minuto di pausa per questo time out. E quindi si riparte con un ingaggio nella metacampo di CV Skating. Disco vinto, quindi recuperato da Giorgetti per Empoli, che ha l'occasione di impostare questo power play. Intanto vediamo sempre Giorgetti, Carli, Giorgetti, Carli. Difende bene intanto Civitavecchia, che non lascia nessun spazio per poter andare al tiro. E quindi Carli prova il passaggio in mezzo per Giorgetti, che si era mosso bene con lo stesso movimento che ha portato l'unico gol di Empoli. E intanto ottimo passaggio qua di Giorgetti, che trova Bastianoni davanti la porta con la stecca che chiamava praticamente il suo nome, e quindi gli è bastato toccare il disco a Bastianoni. E quindi abbiamo intanto la rete di Empoli, che si porta sul 5-2 a 8 minuti e 53 secondi dal termine dell'incontro. Vediamo se ci sarà appunto una risposta un po' più decisa di questo Empoli, che sicuramente vorrà in tutti i modi cercare di recuperare e andare appunto alla semifinale che dovrebbe svolgersi in teoria contro i Fox Legnaro nella partita di questa sera, se non ho ricevuto
informazioni errate. E intanto Mecconi, che è appena ritornato in campo dopo la penalità, riprende il disco. Mecconi, Bernardo, Ceccotti, Mecconi, Ruggero che prova lo scartaggio, scarta Bastianoni, si trova davanti la porta e fa un altro tiro sotto l'incrocio. Gol fotocopia per lui, come la precedente rete che ha segnato all'inizio del secondo tempo. E quindi Civitavecchia neutralizza completamente la precedente rete di Empoli, quindi si porta sul 6-2. E quindi si riparte sempre da centrocampo, ingaggio vinto da Civitavecchia. Ceccotti che controlla, vediamo se cede al compagno Cesarini, che ha l'occasione di andare in 1 contro 1 e andare al tiro. Disco che va sulle reti di protezione, sempre disco recuperato da Civitavecchia, che decide di portare a casa e quindi rimanda indietro sotto il controllo del numero 72 Travaglione Stefano. E quindi Ceccotti ha l'occasione di ripartire, deviazione di Taglioni o forse del difensore di Empoli, che quindi manda fuori dal campo di gioco il disco. Quindi si riparterà da un ingaggio in zona di Empoli, della porta di Empoli. E quindi Taglione all'ingaggio con, non riesco a vedere in questo momento, comunque 59 di Empoli. Vediamo Ceccotti, sbavatura, disco recuperato da Empoli, ma viene subito neutralizzata questa possibile occasione di Empoli da Ceccotti, che fa un buonissimo lavoro dietro la porta. Tanto disco sempre di Empoli, che però viene passato all'indietro e recuperato da Taglioni, che si fa trovare pronto e quindi ha l'occasione di andare a rete. C'è il tiro intanto del compagno, disco recuperato da Empoli. Niente, adesso sono un po' in ritardo io. Taglioni recupera il disco, prova il passaggio dietro che viene bloccato da Mollica. Sempre vediamo un altro fallo qui per Civitavecchia con il numero 44, che quindi ci raggiunge in panca puniti. E quindi penalità per il numero 44 Cesarini di Civitavecchia. E quindi ingaggio in difesa, Bastianoni all'ingaggio. Intanto disco guadagnato da Ceccotti, che perde subito in realtà in favore di Empoli. Quindi Bertini in possesso del disco. Vediamo, cerca il passaggio per Carli. Bertini prova il passaggio che però non raggiunge il destinatario. Carli, Giorgetti. E qui vediamo, ottimo passaggio qui dall'altro lato per Bastianoni, un po' la fotocopia della tattica che ha portato precedentemente Empoli sul 5-2. Intanto il tempo sta continuando ad andare avanti, ci sarà un recupero probabilmente. Comunque occasione sventata dal portiere di Civitavecchia, che non si fa trovare impreparata questa volta. E quindi Giorgetti recupera il disco, ma viene attaccato comunque da un penalty molto con un buon pressing. Intanto Bastianoni, Carli, Bastianoni, Bertini, Carli prova il tiro che però viene bloccato da le ginocchiere dei difensori di Civitavecchia. Disco recuperato da Empoli, in controllo per Carli, Bastianoni, Bertini in una posizione non proprio favorevole per lui. Intanto disco Carli, Giorgetti prova il tiro e trova la rete sul rimbalzo, sul gambale di Mollica Giulia. Un'esultanza un po' timida per lui, forse non
Ancora il recupero, ma la mia esperienza mi dice sempre che in 5 minuti e 32 secondi c'è tutto il tempo per riuscire a recuperare non solo 3 reti ma anche 4 o 5, quindi vediamo adesso se continuerà la risposta di Empoli per cercare di recuperare questo svantaggio di 3 reti. Intanto Mecconi che commette una sbavatura, direi, o comunque un errore, forse non si è capito con il compagno di squadra. Intanto disco recuperato sempre da Mecconi, che prova ad andare al tiro e non trova la rete per qualche centimetro probabilmente. Intanto sempre disco a Empoli che riprova tiro dalla distanza in mezzo alla confusione, che però non viene mandato in rete, quindi Carli riprova un'altra conclusione da distante che però questa volta viene deviata completamente al di fuori dallo specchio della porta. Mecconi ha l'occasione di provare un tiro dalla distanza, disco intanto si lotta in angolo, esce Mecconi che prova il tiro e scusate il passaggio. Intanto Mecconi scusate, ha provato il tiro dalla posizione centrale, il numero 35 di Civitavecchia, che però viene bloccato dal portiere di Empoli. Intanto si riparte con un ingaggio nella metà campo di Empoli, disco dietro per Civitavecchia in controllo di Mecconi che fa un passaggio per il fratello che però non viene completamente agganciato. Disco comunque recuperato da Civitavecchia con Mecconi, Bernardo numero 33, Ceccotti prova il passaggio in mezzo ma sbagliato e molto rischioso in mezzo al campo così. Sicuramente dei passaggi da evitare in queste situazioni. Comunque occasione per Empoli che non è stata sfruttata o comunque neutralizzata da Mollica Giulia. Intanto riparte Bastianoni dalla metà campo e prova il tiro che viene deviato dalla stecca del difensore di Civitavecchia. Intanto il disco sempre in possesso di Empoli con Bertini. Torna indietro Bastianoni per cercare, Bastianoni va al cambio intanto e rientra il numero 11. Vediamo se forse vogliono far recuperare un po' il fiato a questa linea di Empoli per lo sprint finale. Intanto passaggio lungo per Carli che decide, vediamo, di rallentare nuovamente il gioco e tornare indietro. Quindi sempre Carli, forse qua ci vorrebbe un aiuto di un compagno per un blocco, però è riuscito lo stesso ad andare in porta e a impensierire sicuramente il Civitavecchia. Intanto Ceccotti dietro la porta avversaria subisce un fallo del numero 11 di Empoli, che praticamente così facendo si taglia le gambe per appunto lo sprint finale di cui accennavo prima, e quindi sarà penalità per il numero 11 di Empoli, Mainetti Nathan, che esce per trattenuta, e quindi 2 minuti di penalità. Quindi ingaggio nella metà campo dell'Hockey Empoli con Bastianoni e Mecconi all'ingaggio. Disco lungo, prova intanto Giorgetti a impensierire i difensori di Civitavecchia che recuperano bene il disco e gestiscono ottimamente questo pressing avversario. Intanto all'occasione Mecconi di ripartire, mantenere il possesso del disco, prova il passaggio per il compagno, disco dietro per Ceccotti. Intanto Mecconi sempre che perde tempo, la punta del triangolo che si alza ma dà la possibilità comunque di una triangolazione da parte di Civitavecchia che non lascia alcuna chance per riprendersi il disco a Empoli. Intanto Ceccotti, Mecconi che è un'altra sbavatura ma per fortuna non eccessivamente pericolosa
Intanto sempre Mecconi, adesso forse potevano andare al tiro, ma neanche il difensore si era mosso bene, quindi non ne valeva la pena. Mecconi dietro, Ceccotti si accentra, Mecconi probabilmente ridarà il disco dietro, eccolo qui Ceccotti, Mecconi. Tanto Bastianoni prova ad andare a fare un po' di pressing. Qua probabilmente sì, un scontro giudicato regolare, quindi ottimo. C'è stata una caduta forse un po' scomposta, ma quindi tutto regolare per la nostra coppia arbitrale. Quindi entra di nuovo Carli per Empoli e quindi disco, ingaggio vinto da Mecconi che passa a Ceccotti che gestisce. Attenzione anche qua, un passaggio di rovescio, ottimo intervento qua di Mecconi che blocca la stecca di Bastianoni per non fargli prendere il disco, e quindi Civitavecchia di nuovo al tiro che però viene bloccato dal portiere di Empoli. Ancora 25 secondi di powerplay per Civitavecchia e 1 minuto e 7 secondi alla fine dell'incontro. Intanto continua Giorgetti, ci riprova anche in penalty, la conclusione da distante che però non impensierisce sicuramente Mollica Giulia. Intanto Ceccotti prova a servire Mecconi che si fa vedere bene e quindi arriva al tiro di Taglioni che però va probabilmente fuori, non ho visto se è stato anche parato. Ottimo passaggio qui di Mecconi per Taglione che ha un'altra occasione praticamente da solo davanti alla porta. Ottimo l'intervento comunque di Mercuri Mirko di Empoli. Scusate, non mi sono accorto prima del cambio del portiere di Empoli. È entrato quindi Mercuri Mirko ormai da un pezzo, però mi è completamente sfuggito. E quindi Giorgetti, intanto Bastianoni, Cesarini recupera il disco per Civitavecchia. Intanto si lotta comunque in angolo con Mecconi, Giorgetti e Bastianoni. Bastianoni esce con il disco ma non riesce ad andare a un tiro pericoloso. Intanto Cesarini, Mainetti che recupera il disco per Empoli. Intanto disco dietro a Carli che vediamo se prova intanto a servire Mainetti nuovamente, disco, sì, tiro ma fuori dallo specchio della porta, quindi viene coperto da Mollica Giulia e quindi a un secondo dalla fine ingaggio quindi termina qui questo quarto di finale che porta quindi il Civitavecchia nella semifinale. Probabilmente, ripeto perché non ho avuto occasione di guardare, contro i Fox Legnaro nella partita di questa sera. Ci aggiorniamo più tardi con gli orari, però potrebbe essere 19:30 oppure 21. Adesso in questo momento ancora non posso darvi una indicazione più precisa. E intanto quindi si prosegue con il saluto tra le due squadre e quindi successivamente con la consegna anche dei premi MVP dell'incontro. Successivamente a questa partita ci sarà un'oretta, un po' di pausa in cui verrà disputata una partita tra i nostri ragazzi di Legnano della categoria Under 12 insieme ai ragazzi sempre della stessa categoria del Treviso, Rinos Treviso e di Hockey Ferrara. E quindi
i ragazzi si sistemano per la consegna appunto del premio MVP. E quindi primo premio per Mecconi Ruggero, MVP per Civitavecchia. E quindi foto di rito. E quindi anche questa volta mi verrebbe da dire Giampaolo Bastianoni, MVP di questo incontro per l'Hockey Empoli. E intanto foto insieme tra i due protagonisti di questo incontro, che probabilmente non avremo per un'intervista questa volta. Sarò impegnato in prima persona nel prossimo evento di questa partita tra i ragazzi under 12 del Legnaro, quindi rimandiamo le interviste per le prossime partite. E quindi rimanete collegati, comunque pronti per le partite che ci saranno dalle 4:30, che si ripartirà con l'Under 14, e probabilmente sarà possibile vedere anche questa partita tra i ragazzi più piccoli che accennavo precedentemente, e quindi rimanete connessi e ci rivediamo più tardi. Intanto, va bene? Ciao a tutti. Facciamo